Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Oggi niente progetto, vi voglio raccontare un po' di me e di quello che vedrete nel 2019. Comincio con il ringraziare tutte le persone che si sono iscritte al canale e che mi hanno lasciato un feedback sotto nei commenti. Ora siamo arrivati a poco più di 100 persone e per questo vi ringrazio molto. Oggi non c'è un progetto, ma proprio per questo piccolo risultato vi voglio raccontare un po' chi sono e i progetti che mi circondano. Come sapete, io sono Mario, ho 27 anni e principalmente nella mia vita seguo 4 progetti. Uno è questo canale, Big Rocket Project, che cerco di portare avanti nel tempo che ritaglio dagli altri progetti. Mi scuso già se non sono costante nella pubblicazione o sui social, non mi faccio sentire così spesso, ma sto cercando di ingranare anche sotto questo punto di vista. Per me i social sono sempre stati un po' un amore e un odio, per cui cercherò di essere più costante in futuro e di pubblicare più spesso. A riguardo ho fatto un sacco di progetti dopo il bar che ho tutti filmato, devo solo mettermi lì e montarli nel modo più bello. Per quanto riguarda il canale, i progetti che ci sono per l'anno prossimo sono parecchi, ci sono stati tantissime modifiche al laboratorio, ho introdotto macchinari nuovi, postazioni nuove, come questa qua è una postazione di elettronica dove sopra qua ho messo anche una stampante 3D. Se mi seguite su Facebook vedrete alcuni progetti che ho già realizzato con questa stampante, più avanti monterò il video, ecco, tempo permettendo. E questo è uno dei progetti che seguo. Un altro progetto che mi prende tempo, una band musicale. Io suono la batteria in un gruppo, sono circa 6-7 anni che suoniamo e ci divertiamo così, e quindi anche quello mi porta via del tempo, andare in sala, fare le prove, studiare le mie parti di batteria piuttosto che andare a fare concerti. È un altro aspetto di me, è un'altra di quelle mie passioni che mi portano via tempo e parecchi soldi. Un altro progetto che sto seguendo è correlato sempre alla band, l'avviamento di uno studio di registrazione, ma di questo vi accennerò più avanti perché al momento siamo in acque un po' torride per quanto riguarda la burocrazia qua in Italia. Lo studio in questione è il Nobhouse Studio. Quello dove ho realizzato il bar che avete visto nei video precedenti è all'interno del nostro studio di registrazione. Questo qua è un progetto partito nel 2014 che stiamo portando avanti e vi parlerò anche di questo in futuro sicuramente. Il quarto progetto che seguo insieme ad altre 3 persone è un progetto che per ora lo chiamiamo Project 2020. Chiamiamolo Project 2020. Di questo non vi accennerò tanto perché è ancora un po' in fase embrionale, c'è ancora tanto lavoro da fare. Più avanti magari ve ne parlerò quando avrò qualcosa di tangibile da farvi vedere. Nel canale vedrete parecchi video, sono tutti incentrati su progetti che realizzo per me, progetti che realizzo per altre persone, progetti che servono al Know-How Studio, progetti di migliorie del bar ci saranno, progetti di sistemazione di alcune cose. Per quanto riguarda il laboratorio, vedrete un ampliamento del laboratorio, l'ingresso di questo. Vedrete realizzare una parte esterna che verrà dedicata a magazzino. Nel corso del tempo vedrete un sacco di cambiamenti perché cerco sempre di rendere questo laboratorio il più dinamico possibile, più organizzato possibile e anche bello dal punto di vista estetico. Non punto qua a fare un laboratorio che sia una falegnameria, punto. A me piace creare, mi piace creare col legno, mi piace creare col ferro, mi piace sperimentare. Principalmente mi piacciono i progetti, quelli strani, mi piacciono i progetti difficili e le sfide toste, quelle che ti ci devi mettere sotto d'impegno per trovare una soluzione valida, trovare quelle soluzioni ad un problema che apparentemente non esiste. Questo laboratorio per ora lo sto attrezzando da falegnameria perché è un campo che mi piace molto, mi piace realizzare soluzioni su misura per me o per altri, ma non faccio progetti normali, progetti semplici, chiamiamo tra virgolette, ecco, non voglio
non voglio tirarmela dicendo questo, ma semplicemente progetti che mi stimolano creativamente. L'idea è di fare un laboratorio per prototipazione, mi spiego meglio. Non voglio fare solamente il falegname, non voglio solamente fare progetti di quello o di quell'altro, ma questo laboratorio, anche in funzione del progetto 2020, non dovrà essere solamente una falegnameria, deve essere un laboratorio per prototipi che verranno realizzati principalmente qua, quindi devo avere la possibilità di spaziare in una vasta gamma di materiali e lavorazioni diverse che vanno dal legno al ferro, alle plastiche, a quello che mi va, introducendo macchine nuove, macchine a controllo numerico e quant'altro. Col tempo spero di arrivare ad raggiungere tutti questi obiettivi ed è anche grazie a voi se in futuro riuscirò ad arrivarci, grazie al vostro supporto e al costante feedback che ricevo. Mi piacerebbe riuscire a creare una community dove scambiarci idee, progetti, stimoli creativi. Ecco, io mi nutro principalmente di stimoli creativi, vado alla ricerca soltanto di questi, di cose che possono darmi spunto per creare oggetti nuovi, idee nuove e questa è la mia passione principale. Vi lascio anche sotto in descrizione un altro canale che è sempre un altro mio canale YouTube, pubblico ogni tanto delle drum cover delle canzoni che mi piacciono. Anche quello lì durante l'anno nuovo cercherò di avere un po' più di costanza, almeno da pubblicare un video al mese, vediamo anche lì, bisogna un attimo organizzarci fra tutti questi progetti qua. Tutto qua, quindi questo video era semplicemente una piccola introduzione a chi sono e cosa faccio e accennarvi un attimo i progetti che vedrete nel 2019. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio ancora per il supporto che mi avete dato. Ci vediamo a gennaio, seguitemi su Instagram per rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Vi auguro buon anno e a presto!